Nella sede della Direzione Generale di ARPAV a Padova si è svolta questa mattina una conferenza stampa per la presentazione della pubblicazione La sanità pubblica nell'ordinamento veneziano. Alla conferenza stampa è intervenuto Mariano Carraro, commissario straordinario di ARPAV, e l'avvocato Yvonne Cacciavillani, autore del volume. Il servizio di Alice Ferretti. È stata presentata questa mattina nella sede della Direzione Generale dell'ARPAV la trilogia storica curata dall'avvocato e studioso Yvonne Cacciavillani, 3 libri dedicati alla problematica del territorio e all'ambiente ai tempi della Serenissima, un modo per mantenere viva l'attenzione al territorio e al contempo la memoria storica e un invito alla tutela di un patrimonio condiviso. Ambiente, sanità ed ecologia, è questo l'argomento della sua trilogia? Sì, tre volumi che trattano separatamente con ovvie sconfinamenti, perché i confini precisi è un po' fatica a tenerli anche per la complessità della materia. Il tutto è trattato ai tempi della Serenissima, quindi anche dei libri storici? No, soltanto ai tempi della Serenissima. Io ho cercato di dare al lettore che sia appassionato al tema una chiave anche personale di intendere i fatti storici, perché di solito quando lei legge un libro di storia, lo storico che ha fatto le sue brave ricerche e professionalità riferisce quello che ha capito lui. Non c'è motivo di pensare che non abbia capito bene. Io ho fatto l'esatto contrario, ho pubblicato la legge veneta nella sua interezza. Io ho cercato di dare al lettore che la proposta ha conseguito, in modo da dare al lettore l'idea della unanimità quando c'è, o della maggioranza talvolta risicata. Alla conferenza, oltre all'autore del libro, è intervenuto anche il commissario straordinario ARPAV Mariano Carraro.